Cessata l'attività e zero presenza di migranti, il centro profughi di Bagnoli è chiuso, l'annuncia a sorpresa del sindaco Roberto Milan che dice la fine di un incubo. La soddisfazione del governatore Zaia per la chiusura di Bagnoli, l'aria cambiata, la notizia è rimbalzata in pochi minuti a Cona, il sindaco Panfilio ironico, risolto con la tanto avversata accoglienza diffusa. Si allarga l'inchiesta sulla gestione degli hub di Cona e Bagnoli, nel registro degli indagati ora 2 viceprefetti vicari e una dirigente, nel mirino rivelazioni di segreti d'ufficio. Manovra e accordo sul deficit sotto lo sguardo del Veneto, tra i protagonisti del documento anche il sottosegretario del Ministero dell'Economia Massimo Bitonci, intervistato al suo ritorno da Roma. Doppia tragedia, Poiana Maggiore nel Vicentino, 2 sorelle ottantenni travolte da un'auto mentre attraversavano la strada, muoiono entrambe. Sempre più esasperante la situazione sicurezza in centro a Padova, un'altra spaccata in un bar, esercenti sempre più stanchi, disperati chiedono interventi urgenti. Ecco il certificato di nascita in Veneto, sarà consegnato ai genitori dei bambini registrati nel comune, accade nella Marca a Santa Lucia di Piave. Buonasera e ben ritrovati in diretta con il notiziario regionale di Antenna 3. L'avete sentito dai titoli. In apertura dunque il centro profughi di Bagnoli di Sopra, il più grande della provincia di Padova, che è stato chiuso. L'annuncio a sorpresa da parte del sindaco Roberto Milan. Vediamo. L'hub di Bagnoli è chiuso, non c'è più nessun migrante, è la fine di un incubo durato 3 anni. Qui non c'è più nessuno. La voce quasi incredula del sindaco Roberto Milan annuncia qualcosa che poco più di un anno fa, quando i richiedenti asilo a Bagnoli di Sopra erano arrivati a quota 1000, sembrava impossibile. Il centro profughi più grande della provincia di Padova non esiste più. Da qualche tempo in questo paese di 3.600 abitanti si erano accorti che nell'hub di San Siro c'era aria di smobilitazione, ma mai avrebbero pensato ad una soluzione così rapida. Comunicazione ufficiale non ne ho ricevute, ho chiamato in prefettura ma il prefetto non c'era, ecco, ma gli operatori qui dentro mi confermano che non c'è più nessun migrante e loro stessi sono già destinati in altre località. Ma questa mattina hanno fatto uscire gli ultimi 6 migranti. Ecco, ma erano giorni che vedevamo diverse uscite, ecco, ma non ci aspettavamo effettivamente proprio l'azzeramento totale di tutte le persone che erano qui nell'hub. A meno di 20 km di distanza da Bagnoli di Sopra c'è Cona, l'hub più grande della provincia di Venezia, tanto che qualcuno aveva finito con ribattezzare l'area il distretto del profugo, ma ora per questo paese della bassa padovana, finito suo malgrado in prima linea nella gestione profughi in Veneto, l'accoglienza diffusa in cui sono stati redistribuiti gli ultimi migranti rappresenta un insperato ritorno alla normalità. È ritornata la tranquillità di un paese di campagna, ovviamente sempre con i propri problemi, con soluzioni da ricercare, però finalmente senza il peso del flusso di immigrazione della provincia di Padova sulle spalle. E lo svuotamento dell'hub per migranti a Bagnoli di Sopra nel Padovano costituisce per il presidente del Veneto Luca Zaia non soltanto la dimostrazione che la pacchia per coppe affini è davvero finita, ma che l'aria del paese è cambiata in modo radicale. È un'ottima notizia, aggiunge Zaia, che va nella direzione che tutti noi cittadini abbiamo sempre auspicato, e cioè che i centri immigrati di quel tipo vengano definitivamente chiusi. All'abbandono di Bagnoli speriamo possano presto far seguito anche le chiusure di Cona, Montagnana, Battaglia e di tutti gli altri centri collocati in Veneto. Queste le parole del presidente del Veneto Luca Zaia. E allora l'abbiamo detto, la notizia è rimbalzata in pochi minuti ovviamente anche a Cona, l'altro grande hub del Veneto nel veneziano, che da tempo attende di essere chiuso. Abbiamo raggiunto al telefono allora il sindaco Alberto Panfilio, che sottolinea ironicamente il ruolo dell'accoglienza diffusa, cosiddetto SPRAR, nella risoluzione di Bagnoli. E allora sentiamo le sue parole. È abbastanza evidente che il ritmo in cui si è svuotato Bagnoli è assolutamente diverso
da ciò che è avvenuto a Conetta. Se viene mantenuta la promessa, io temo che i tempi saranno lunghissimi, perché svuotamento, perché non è stato usato lo stesso verbo per le due basi? Perché è evidente, e i fatti lo confermano, che da una parte nel giro di pochissimo tempo si è trovato al posto a 200 persone. È abbastanza evidente che non c'è la politica che sta festeggiando, la politica di governo in questo caso, la chiusura di Bagnoli, e la ragione è evidentissima dal mio punto di vista, perché lo svuotamento di Bagnoli e di Cona avviene con l'accoglienza diffusa che è stata l'arma con cui l'ex partito di opposizione, oggi partito di governo, ha creato le due basi, cioè i sindaci che si rifiutavano di accogliere, e sono nati Cona e Bagnoli. Oggi la stessa compagine che è il governo utilizza l'accoglienza diffusa per svuotare le basi, dunque sono degli artisti. Restiamo sull'argomento perché si allarga l'inchiesta delle procure di Padova e Venezia sui presunti illeciti nella gestione degli hub per migranti. Nel registro degli indagati altri 2 viceprefetti. Si allarga l'inchiesta su Ecofficina, la cooperativa che si occupa della gestione degli hub di Bagnoli e Cona, e ci sarebbero altri 2 indagati, un viceprefetto di Padova e uno di Venezia, che sarebbero accusati di rivelazione di segreti d'ufficio. Nella mattinata di giovedì i carabinieri sono entrati nelle prefetture di Padova e Venezia alla ricerca di altri documenti che sono stati posti sotto sequestro. I documenti, a quanto emerge, sarebbero relativi ai centri di Bagnoli, Cona e l'ex caserma Prandina di Padova, siti sui quali i vertici di Ecofficina, in primis l'ex presidente Simone Borile, sarebbero riusciti a creare una rete di informatori dall'interno. Un'inchiesta che per ora non accenna a fermarsi. E continuiamo a parlare di immigrati, di richiedenti asilo, con il report stilato nella provincia di Treviso. Tutti i dettagli. In lieve crescita il numero di cittadini stranieri in provincia di Treviso, sono 91.319, 1 su 4 è minorenne, registrato inoltre un incremento del 30% dei nuovi permessi di soggiorno per i richiedenti asilo e per i contributi familiari ottenuti per il ricongiungimento con moglie prima e figli poi. Per quanto riguarda i richiedenti asilo, bisogna vedere tra l'altro se questi titolari di permessi di soggiorno poi sono effettivamente presenti sul territorio. Per qualcuno la possibilità di poter muoversi nel territorio dell'Unione Europea è anche quella possibilità di andare a ricongiungersi con altre famiglie altrove. Più di 1 migliaio i contratti stipulati con i richiedenti asilo, dei quali 722 con lavoro a tempo determinato, profughi impiegati per lo più nei settori dell'agricoltura, industria, manifatturiera e servizi alberghieri, Pakistan, Nigeria, Senegal e Bangladesh, le loro nazioni di provenienza. Treviso non ha un'economia basata sulle alte professionalità, sulle alte manifatture, è un territorio dove si fanno lavori abbastanza ordinari, dove servono professionalità poco qualificate, e sono quei lavori dove appunto gli stranieri ci hanno aiutato a mandare avanti le imprese e che hanno accettato di fare, torno a ripetere, con dignità. Sono alcuni dei dati e numeri del 15° rapporto sulla presenza di cittadini stranieri nella Marca, riferito al 2017 e primi mesi del 2018, realizzato da CISL, Caritas, Veneto Lavoro, Anolf e le cooperative La S e Una Casa per l'Uomo. Dossier che evidenzia inoltre come la componente femminile rimane quella prevalente e pari al 52%, con tra le 149 nazionalità diverse presenti in provincia in testa Romania, Cina, Marocco, Albania, Macedonia e Kosovo. Abbiamo un numero molto grande di donne che per la prima volta ha superato il numero degli uomini. Le donne sono appunto localizzate nel settore della collaborazione domestica e familiare.
E adesso chiudiamo quest'ampia pagina relativa ai migranti, all'accoglienza e ai numeri presenti anche in provincia di Treviso. Apriamo la pagina economica. Anche il Veneto guarda con attenzione alle scelte del governo e alle decisioni definite ieri con l'approvazione delle variazioni nel bilancio dello Stato. Tra i protagonisti del documento anche il sottosegretario al Ministero dell'Economia e parlamentare padovano Massimo Bitonci, che abbiamo intervistato al suo ritorno da Roma. Roma, Palazzo Chigi, ieri sera. I festeggiamenti del Movimento 5 Stelle dopo il via libera al documento di economia e finanza, con la scelta di puntare sull'innalzamento del debito dello Stato fino al 2,4%. Un numero che per i cittadini significa più capacità di spesa pubblica, ma anche maggiore indebitamento con gli investitori che chiedono più interessi a fronte di un prestito definito di maggior rischio rispetto ad altri Stati. Dopo gli anni di tagli e di inevitabile depressione economica, con quello che molti chiamano un azzardo, il governo scommette sul principio dei maggiori investimenti pubblici che generano lavoro e quindi capacità di spesa dei cittadini. Una scelta ribadita oggi dal sottosegretario al Ministero dell'Economia, il padovano Massimo Bitonci. Finalmente una manovra espansiva a favore dei cittadini, a favore delle imprese e anche che, devo dire, attraverso anche una parte del reddito di cittadinanza favorirà l'aumento dei consumi. Di sicuro le scelte fatte a debito puntano a rinvigorire la macchina produttiva, soprattutto della piccola impresa, vera colonna portante dell'economia veneta. Ci sarà questa flat tax per le imprese minori fino a 65.000 euro di volume d'affari, anche questa è un'agevolazione molto importante perché non c'è contabilità, non ci sarà l'IVA e quindi solamente la dichiarazione dei redditi e basta. E ancora la pace fiscale con tagli di interessi e more per chi ha contenziosi aperti. Infine provvedimenti sul reddito di cittadinanza e sulla rimodulazione della soglia pensionistica. Si sta lavorando su un'ipotesi 62-38 fissi e quindi non variabili. Oggi la risposta è in chiaro e scuro dei mercati. Il 15 ottobre è quella ufficiale da Bruxelles. Anche qui il governo non si presenta timoroso, anzi. Assolutamente, perché intanto ci sono alle porte le elezioni europee e sappiamo già che politicamente il prossimo anno i movimenti come la Lega, il 5 Stelle, ma anche altri movimenti europei avranno un successo elettorale direi molto importante. E sulla questione critico il Partito Democratico Veneto, con la manovra che si appresta a essere varata, dice il governo aumenta il già abnorme debito pubblico italiano, un debito che resterà a carico delle regioni del nord e del Veneto in particolare per garantire il reddito di cittadinanza al sud. Lo afferma in una nota il segretario regionale Alessandro Bisato. Ma cosa ne pensano i cittadini della manovra e delle sue conseguenze? Sentiamo che cosa ci hanno detto in quel di Vicenza. È una manovra da dilettanti, allo sbaraglio. Speriamo che sappiano fare meglio di quelli che hanno sbagliato prima, ma ho dei fortissimi dubbi. Quindi è un po' preoccupato lei? No, non mi preoccupa. C'è tanta instabilità e secondo me questo governo, in particolare certe persone, non hanno ben idea di cosa fare. C'è un po', secondo me, una cosa un po' buttata lì, ecco. È da preoccuparsi? Non l'ho visto, beh, direi di sì comunque. I mercati hanno reagito male subito. Strano. Lo vedremo andando avanti, comunque i mercati malissimo, quindi peggio di così diciamo non si poteva fare. E pensando all'economia del paese c'è chi si preoccupa per le conseguenze che potrebbero avere i cittadini, i risparmiatori, gli imprenditori. Sicuramente la situazione non è serena come vorrebbero presentarla, i mercati registrano una seria preoccupazione che credo inciderà nelle tasche dei cittadini. Meno 3,79% in questo momento l'indice MIB di Milano e quindi credo che la reazione dei mercati sia stata molto chiara. Se prosegue così credo che molti italiani, soprattutto quelli che hanno dei risparmi, che hanno dei capitali, i nostri imprenditori si troveranno in difficoltà. Altri due temi importanti, il primo è il rapporto con l'Europa e anche qui non mancano le critiche al governo. Non si può prescindere dalle regole di mercato, bisogna sempre diplomaticamente contrattare, mediare eccetera.
cose che questi dilettanti non sanno fare. Infine il futuro. Per giovani e pensionati non mancano i motivi di preoccupazione. Io che ho 28-29 anni, per quelli come me più avanti potrebbe esserci impressione sicuramente, però così come i pensionati odierni, insomma, come un po' tutti dovremmo stare attenti. E adesso la pagina della cronaca con la doppia tragedia a Poiana Maggiore nel Vicentino, con la morte di 2 sorelle ottantenni travolte e uccise da un'auto mentre attraversavano la strada. Poiana Maggiore, la tragedia si consuma in pieno giorno in centro. Sono le 11 del mattino in via Matteotti quando un'utilitaria guidata da un uomo del paese travolge 2 sorelle che stanno attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali. Le donne di 82 e 84 anni vengono schiacciate dall'auto e muoiono sul colpo. Sul posto si precipitano i medici del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale. Vengono estratti i 2 corpi da sotto alla macchina, ma per le sorelle non c'è niente da fare, insieme fino alla morte. Incubo spaccate a Padova, ne parliamo tra poco dopo la pubblicità. Eccoci rientrati in onda in diretta con l'edizione regionale dei notiziari di Antenna 3, la cronaca, dicevamo prima, con l'incubo spaccate che torna a Padova. Questa notte è colpito un bar in zona Duomo. Attraversare la notte per chi ha un'attività economica a Padova è diventato un po' come giocare al lotto, un lotto le cui estrazioni sembrano non doversi fermare mai e nel quale si perde sempre, è il lotto delle spaccate. Stanotte è stato estratto il numero 80 di via San Prosdocimo. Il Coffee in Progress era una delle poche attività in zona a non aver ancora ricevuto le visite che da 2 mesi hanno fatto perdere il sonno a commercianti ed esercenti padovani. Con l'abilità del consumato carpentiere e la precisione del chirurgo, questa volta i ladri sono passati dalla porta, una porta che si vede ancora, ma in realtà non c'è più. Funziona? È che manca il vetro proprio. Mi hanno proprio asportato il vetro che adesso è là. Io non so com'è che abbiano fatto. Perché non l'hanno neanche rotto? No, là sano intero. L'hanno proprio smontato. Un paio di scheggiature, ma per un vetro antisfondamento non è tanto. Tra l'abilità dei ladri e il bottino con cui sono fuggiti, il contrasto è stridente: 2 amari, una bottiglia di prosecco più 30 euro di fondo cassa. Ma come è accaduto altre volte, il danno causato dalla spaccata è ingente, probabilmente sull'ordine delle migliaia di euro. Le spaccate a Padova oramai non si contano più. Un bollettino in continuo aggiornamento per cui ci sono già stati arresti e uno stanziamento di 200.000 euro da parte del comune per finanziare impianti di allarme e videosorveglianza. Lei sapeva che in città c'è un allarme sulle spaccate? Avrebbe mai pensato che capitasse? Anche a lei aveva paura? Sinceramente no, non so di essere, ho chiuso tranquillo, non mi sono posto grossi problemi. Mi hanno chiamato alle 4:40, mi ha chiamato la questura e alle 5 io ero qua e mi sono trovato la porta così. E ha qualche sistema d'allarme? No, purtroppo no, adesso provvederò a metterlo. Ed è stata giudicata definitivamente oggi dal Tribunale di Verona il manager vicentino Denis Moro la Melegatti. Moro 10 giorni fa aveva presentato ai curatori fallimentari un'offerta di 13,5 milioni di euro per rilevare lo stabilimento di San Giovanni Lupatoto e il Nuova Marelli di San Martino Buonalbergo e soprattutto il marchio della storica azienda veronese fondata, lo ricordiamo, nel 1894 da Domenico Melegatti, che brevettò il famoso Pandoro. Melegatti era stata dichiarata fallita lo scorso 29 maggio. La nuova proprietà, Sominor SRL, fa riferimento a una società nell'orbita della famiglia Spezzapria che controlla Forgital Group, industria specializzata nella forgiatura di metalli con sede a Seghe nel Vicentino. E l'aveva annunciato ai nostri microfoni e da oggi sarà ufficialmente distribuito a tutti i nuovi nati di Santa Lucia di Piave nel Trevigiano. Sono infatti arrivati in municipio i certificati di nascita veneti. Eccoli, li vedete adesso nello schermo in carta pregiata. Spiegano in 3 lingue che il bambino o la bambina sono nati in Veneto. Le 3 iscrizioni sono in inglese, italiano e in veneto, definita appositamente lingua e non dialetto, lo ricordiamo. Ecco, adesso vediamo il
il sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski. Un atto concreto di amore per la propria terra che ha dichiarato il sindaco Szumski, finanziato da autentici patrioti veneti. Questo è il significato dell'iniziativa, che sarà estesa anche ai figli di stranieri che vivono nel comune della Sinistra Piave. Il certificato sarà rilasciato all'atto di iscrizione da parte dei genitori all'anagrafe del comune, unitamente alla bandiera della Serenissima, con la quale il sindaco Szumski spera sarà avvolto il neonato nel giorno del suo battesimo. Adesso il premio Filippo Basile per la formazione nella pubblica amministrazione, che va al centro practice dell'azienda ospedaliera di Verona. Ancora una volta un riconoscimento all'eccellenza della sanità veneta. La storia che stiamo per raccontarvi parte da lontano e arriva lontano. Inizia a Palermo un maledetto 5 luglio del 1999, quando Filippo Basile, integerrimo funzionario della regione Sicilia, viene assassinato da Cosa Nostra. Ma i martiri della mafia non vengono dimenticati e anche il seme piantato da Filippo Basile germoglia con un prestigioso premio per la formazione nella pubblica amministrazione. Così arriviamo qui, nell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, nel centro di simulazione Practice, un grande centro per la formazione e la pratica dei chirurghi ma anche degli studenti e degli specializzandi, con simulazioni di equip multiprofessionali. Qui troviamo pazienti virtuali, manichini che riproducono perfettamente il corpo umano, come questo. Si chiama Victoria ed è una donna che deve partorire tra 1000 complicazioni. Questo neonato è suo figlio e i praticanti sono chiamati a salvarlo. In questa sala è stato fatto il primo trapianto di cuore a Verona e oggi ospita un manichino su cui è possibile sperimentare le operazioni a cuore aperto. E poi, ancora, c'è un simulatore che permette di operare addirittura prima di intervenire sul paziente. Insomma, il futuro abita qui e il sogno è quello di realizzare in questo centro Practice un parco scientifico per la formazione e la simulazione. E siccome i sogni si costruiscono partendo dalla realtà, dal lavoro, dalla creatività, quando idee e progetti diventano eccellenze, arrivano anche riconoscimenti come il premio Filippo Basile. Abbiamo presentato 2 progetti a 2 diverse sezioni, li abbiamo vinti, una con il progetto corso di Maxi Emergenze, che oltre al primo premio ha vinto anche altri 3 premi accessori, che non è poco, e con il corso progetto di prostatectomia radicale robotica, il primo coordinato dal dottor Zannoni, Massimo Zannoni, e il secondo coordinato dal professor Walter Artibani, che ha vinto anche un altro premio accessorio, perché credo che questo aumenti di molto anche, come posso dire, la fiducia da una parte dei cittadini, che sono poi i nostri primi interlocutori, e quindi anche dei pazienti nei confronti delle istituzioni. Noi lavoriamo per migliorare la loro sicurezza, però credo anche per dare ai nostri colleghi, noi per primi, la voglia di continuare, di andare avanti e cercare di non fermarsi e di migliorare sempre. Adesso l'appuntamento con la nostra programmazione, vi ricordo alle 20:10, ospiti Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega, e Maria Rosa Barazza, presidente dell'Associazione Comuni Marca Trevigiana. È tutto per questa edizione regionale, vi lascio con le previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni e temperature gradevoli. Ma vediamo il dettaglio di sabato 29 settembre. Sul Veneto, come detto, la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo. Sulla nostra regione dunque sarà ampiamente soleggiato, con il cielo che sarà sereno o poco nuvoloso, salvo per innocui addensamenti sulle province occidentali. Temperature in leggero aumento, con minime comprese tra 12 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra 21 e 24 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque grazie alla presenza dell'alta pressione. Ampio soleggiamento dunque, con cielo sereno o al massimo velato su tutti i settori. Non sono attese piogge. Temperature stazionarie con minime tra 10 e 15 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige.
Non cambia di molto la previsione bel tempo anche sulla nostra regione. Sarà dunque asciutto e stabile e anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso. Addensamenti innocui possibili sui settori meridionali. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra 23 e 26 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.